Adesso ho preso un po' di strumentazione e iniziamo un po' le indagini. Voglio iniziare da questa stanza, quindi vediamo un po'. C'è qualche entità? Sì, si può avvicinare alla sedia. Siamo saliti al primo piano, c'è una stanza spettacolare, guardate. C'è qualche entità, si avvicina un po', sono il dottore, sdraiatevi nel letto. C'è qualche entità, qualche paziente si vuole sdraiare nel letto. Acceso. La parte della scarica non fa vedere. Guarda. Ah, ok, no, io voglio. Quindi, se c'è qualche entità si sdraia nel letto. Vicino. No, aspetta, no, c'è gente. C'è proprio qua. C'è qualche entità? C'è qualche entità? Sulla sedia? C'è qualche entità? Se vuole comunicare? Non potete sbagliare e scegliere una sedia. Come ti chiami? C'è qualche entità? Mi sta scappando.
Dai. Fammi più. Non qua. Dai, nel letto. Dai, nel letto. Ush. Vabbè. Poi mi apri di notte. Ci vuole che entità? Mi illumini il K2. Grazie. Ok. Siamo bellissimo. C'è una donna? Grazie per la risposta. Grazie mille. Addio. Siamo in questo ospedale. Ci sei? Ci sei? Sei molto giovane. Non te lo ricordi? Devi sempre illuminare il K2, ci sei. Che ci sei. Oh, grazie. Sei morta in questo ospedale. Lavoravi qui? Per caso eri una suora?
un'infermiera. Siete in tanti? Sei da solo? Sei solo. Ok, grazie. Poi mi devi dire se sei morto in questo ospedale o nel campo militare. Ed un militare. O abitavi a Sant'Lucio Lussurgio. C'è una bambina. Mi confermi che c'è una bambina? Giocavi qua dentro? Questo ospedale? Dopo torniamo e facciamo altre. Comunichiamo con te, va bene? Grazie per la risposta. Così teniamo tutte le attrezzature. Siamo al terzo piano dell'ospedale San Leonardo. Abbiamo appena appoggiato il K2 in questa stanza. C'è qualche invita? Non vuole comunicare con noi? Il collega conferma. Avvicinati al K2. Un vento, chiuso la porta. Avvicinati qua, se c'è qualsiasi entità. Vi fermo di nuovo. Avvicinati a Padua con gli strumenti neri. Ci sei? Se sei fuori avvicinati e vieni qua.